è arrivata anche l'ufficialità. E quindi, visto che molti dei commenti sul video di poche ore fa, forse non lo sai, ma l'hanno detto, erano ovviamente le prime indiscrezioni, i vari Di Marzio, i vari Fabrizio Romano, adesso arriveranno alla spizzolata un po' tutti, quelli che ci credevano, quelli che non ci credevano, e quelli che si devono arrendere. Io sto leggendo Un popolo bianconero distrutto, veramente alla canna del gas metaforica, eh, perché si sono sentiti anche usati per un aumento di contratto. Questo è un dettaglio di cui insomma vi porterò dettagli se li saprò, perché abbiamo sentito nelle ultime ore anche una cosa, non ho avuto modo di dirlo nei video, ma oltre alle garanzie, no? Quello che significa il progetto, andare avanti, una buona squadra, magari le strutture, è spifferata anche questa voce, questo rumor su addirittura un conguaglio, cioè insomma la vogliamo chiamare una gratificazione? Un modo per dire Antonio, io apprezzo quello che hai fatto, si è fatto anche più di quanto ti avevamo chiesto. Se questo è vero, io sono veramente, veramente soddisfatto nel vedere, nell'apprendere, nel memorizzare, come dice Alfredo Perulà, memorizzare, che evidentemente questa mossa di gratificare a prescindere, c'è il contratto, dove sta il contratto? C'è il contratto, non significa niente il contratto. Se tu ti rendi conto che uno ti dà valore, ti aiuta nel tuo lavoro, si gratifica anche a livello oggettivo, pratico, quindi si fa, e si fa. E quindi se si è fatto anche questo, doppio applauso per il Presidente, perché queste poi sono cose che Manna c'entra poco, queste sono decisioni che prende solamente il Presidente. E il vedere tutte le varie immagini rubate, lui che gli apre la porta, un tipo di atteggiamento molto diverso onestamente rispetto a quello che abbiamo visto in passato, fa piacere. E la speranza è proprio questa, di cui vedere che si è appreso dagli errori del passato e non eravamo folli quelli che noi dicevamo devi fare delle cose perché non hai con i tempi giusti capire, anticipare i tempi. Il famoso visionario, quello era essere visionario, cioè il capire quando uno è fuori classe e deve essere gratificato da fuori classe, non può essere trattato bene, cioè il contratto. No. Quindi se questo anche è avvenuto in aggiunta a quelle che sono le prospettive, i programmi e le promesse, veramente ben fatto Napoli, bravo Antonio, secondo me hai fatto la scelta giusta e adesso vai col mercato, sarà bello sognare, fantasticare, adesso non ci sono più nomi che possono, oh quello è impossibile, quello è improbabile, sapremo vedere tra le linee, guarderemo le liste, cercheremo di capire gli extracomunitari, quanti ne puoi prendere, già ve lo dico subito, 2 più 1, si possono prendere 2 extracomunitari più 1 che può essere inglese, cioè UK o albanese, quindi già cominciamo a farci i calcoli sotto questo punto di vista, poi dobbiamo ragionare sui prestiti che ti ritornano, su quelli che non verranno riscattati, insomma ci divertiremo tantissimo, ma tanto vi dovevo, perché mi state demandando tutti quanti le cose così, allora mini video per celebrare, e penso che Antonio non aveva nemmeno bisogno di guardare la mia mini lettera su quello che c'era da fare, la lettera aperta che resta, se gliela volete mandare gliela potete comunque mandare perché mi fa piacere. Continuiamo così, è un bel segnale, stiamo dando un bel segnale al campionato, una bella botta alle avversarie e un bel vantaggio per noi, per una volta possiamo, non dico partire nella pole position perché dobbiamo sempre considerarle, però ci mettiamo in condizione di lavorare meglio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, destini forti.